Eccoci tornati in diretta con Di Sabato Pomeriggio, una piccola precisazione tecnica per quanto riguarda il numero per votare appunto i ragazzi, i cantanti, al 342 6275 717 dovete mandare messaggi WhatsApp con il codice del cantante che desiderate votare, non telefonare, non dovete telefonare, dovete mandare il messaggino. E adesso passiamo alla rubrica appunto che aspettiamo tutti con ansia ogni settimana per sapere qualcosa di più del cinema italiano, Sapori di cinema con Graziano Marraffa. Buonasera, bentrovati. Questa sera parleremo del neorealismo, che è lo stile cinematografico più noto soprattutto nel mondo a livello internazionale. Va precisato che nasce come corrente letteraria nel Novecento e non come espressione puramente cinematografica. Uno dei maggiori esponenti tra gli scrittori, gli intellettuali del Novecento è stato Carlo Bernari, che poi si dedicherà al cinema negli anni successivi, collaborando ad alcune sceneggiature. Uno dei primi esempi di questo straordinario stile cinematografico è un film intitolato Fari nella nebbia del 1941, di cui vediamo un soggetto della fotobusta originale, con protagonista Fosco Giachetti, Mariella Lotti e Luisa Ferida. È già un film che anticipa alcune narrazioni e alcune caratteristiche di Ossessione di Luchino Visconti, che verrà realizzato l'anno dopo. È un melodramma ambientato in Liguria e quindi si prosegue questo stile cinematografico che esce sempre di più dai teatri di posa e viene girato direttamente nelle strade, in location appunto esterne prevalentemente, e sarà una delle caratteristiche fondamentali di questo periodo cinematografico. L'anno successivo Alessandro Blasetti con Cesare Zavattini fa un primo esperimento che si avvia verso il neorealismo dirigendo il film Quattro passi tra le nuvole con Gino Cervi protagonista e Adriana Benetti. In questo caso si sviluppa pienamente quello che Cesare Zavattini definiva il pedinamento dell'uomo comune, ossia erano dei film che concentravano la sceneggiatura, l'interpretazione dei personaggi narrando prevalentemente delle storie realistiche di uomini comuni, di persone comuni, piuttosto che personaggi storici o di fantasia. Teniamo conto che Cesare Zavattini svilupperà sempre maggiormente questa sua geniale intuizione che rivoluzionerà il nostro cinema, e l'anno successivo, nel 1942, con Vittorio De Sica scriverà il film I bambini ci guardano, che si può sicuramente considerare il primissimo film che pienamente sviluppa il neorealismo, raccontando dal punto di vista appunto di un bambino, di un minore, una vicenda di adulterio in una famiglia borghese in cui purtroppo sarà il bambino l'anello più debole della catena familiare a pagarne le spese. È un film tratto da un romanzo di Giulio Cesare Viola e il maestro Vittorio De Sica quando passa alla regia quasi sempre non si mette mai in campo come attore, ma dirige altri attori e affina insieme appunto a Zavattini questo stile narrativo geniale e innovativo. Successivamente, a cavallo tra il 1944 e il 1945, il neorealismo si sviluppa parallelamente in teatro con Edoardo De Filippo, che con Napoli milionaria inaugura, come egli stesso ebbe a dichiarare davanti al pubblico, il suo nuovo teatro. E in cinema con Roma città aperta di Roberto Rossellini, che è scritto da Sergio Amidei e con una collaborazione alla sceneggiatura di un giovanissimo Federico Fellini, si narra la storia della Roma appena liberata dagli alleati
e utilizzando come protagonisti due divi del varietà come lo erano fino a quel momento, come Aldo Fabrizi e Anna Magnani, si sono proposti al pubblico questi interpreti in una chiave profondamente drammatica e che rimane tra le loro interpretazioni più straordinarie in assoluto. Vittorio De Sica prosegue sempre con Zavattini e nel caso di Sciuscià con la collaborazione sempre di Sergio Amidei, questo percorso dove il punto di vista narrativo è quasi sempre quello di ragazzi e si iniziano a realizzare dei film con attori presi dalla strada. In Sciuscià ci sarà Adriano Rimoldi, che è questo ragazzo che si vede nel manifesto originale, e il giovanissimo Franco Interlenghi, che poi diventerà uno degli attori giovani più importanti nei decenni successivi. Ed è il primo film nella storia del cinema che in assoluto riceve il premio Oscar come miglior film straniero, che all'epoca si chiamava ancora Oscar onorario, con un'enorme soddisfazione ovviamente da Vittorio De Sica, che aveva avuto anche delle difficoltà per riuscire a realizzare questo cinema fortemente sperimentale. Successivamente nel 1948 ci sarà un altro Oscar e un'altra sequenza molto nutrita di premi sia in Italia che all'estero per Ladri di biciclette, un film straordinario dove appunto la tecnica del pedinamento zavattiniano si sviluppa in pieno per i vicoli, per le strade di Roma, dove un padre di famiglia insieme al suo bambino deve recuperare la bicicletta che è il suo strumento di lavoro, perché ha vinto un posto per affissione pubblica di manifesti. E tra l'altro sul set di questo film c'è stata una partecipazione come assistente volontario di un giovanissimo e sconosciuto Sergio Leone, e nelle sequenze girate a Piazza Vittorio all'epoca Ettore Scola, che abitava nel rione Esquilino, non poté fare a meno di andare a curiosare, e fu la prima volta che vide insomma il cinema al lavoro e decise da quel giorno che questa sarebbe stata la sua professione. Quindi questo è stato un decennio straordinario che ha dato l'opportunità a questi grandissimi autori di poter affermare il loro stile cinematografico a livello nazionale e internazionale. Oh, penso che hai finito. Bravissimo, precisissimo, il nostro Graziano Marraffa, presidente dell'Archivio Storico del Cinema Italiano, preciso con questi documenti importanti che ha solo lui, sono in esclusiva anche per la nostra trasmissione in questo caso. E adesso passiamo dalla precisione di Graziano Marraffa all'altrettanta precisione del nostro Massimo Bomba con l'oroscopo. Bene, eccoci. Allora, cominciamo con una carrellata del cielo, dei segni nel cielo di lunedì prossimo, della prossima settimana, che è quello che ho già preparato per il giornale dove è pubblicato, per i curiosi che vogliono magari leggere proprio lo scritto, che così magari rimane anche meglio spiegato. Io quando parlo, diciamo, comincio a riempire, faccio un sacco di frasi, dico tante cose, però magari lì ho dovuto sintetizzare avendo scritto, quindi è più, rimane la testimonianza, ecco, diciamo così. Comunque prima faremo una carrellata appunto sul cielo, su quali sono i transiti, perché questo è l'analisi di un oroscopo, l'analisi delle posizioni del cielo, perché questo è stato ciò che ci hanno trasmesso i nostri predecessori, i nostri antenati, i nostri studiosi, anche i nostri scienziati, appunto, perché non mi stancherò mai di ripetere per, come dire, combattere la mentalità comune di quanto l'astrologia fosse una scienza molto complessa, molto studiata. Appunto, l'abbiamo detto che Copernico e Keplero erano due sacerdoti, ma erano anche due astrologi, perché poi alla fine presso le corti
presso le case dei nobili si era accolti e sostenuti e campati se avevi questa capacità, perché questo si sapeva che poteva essere interessante, tutti volevano essere consigliati, tutti volevano essere aiutati. A tutti bisognava dare un consiglio. Anche Galileo fa l'oroscopo niente di meno che alle sue figlie, che poi si faranno tutte suore praticamente, perché all'epoca la donna non aveva molte scelte, o si sposava o entrava in convento. E benché appunto le sue figlie, perché mi pare che non erano neanche le aveva avute da varie situazioni, le ha schiaffate tutte, cioè entrarono tutte in monastero, perché poi era un ottimo sistema di sopravvivenza, i tempi erano quelli che erano. Però nonostante questo lui fece degli oroscopi, noi abbiamo questi documenti. Quindi questo per far capire che lui stesso evidentemente ci credeva, analizzava dei lati del carattere, dei lati della personalità, anche perché lo stesso Jung ci dice che anche se l'astrologia non fosse vero niente, comunque è una tale, come dire, sovrapposizione di possibilità, di combinazioni per i caratteri, per vedere il temperamento, le tendenze, le curiosità, è veramente qualcosa che può rivelarsi utile. Appunto, come abbiamo detto sempre, questo famoso cervello elettronico, questo famoso algoritmo che gli antichi non possedevano perché ancora non l'avevano messo a punto, e lo hanno creato loro con questi giochi geometrici che ci dicono delle cose, ci danno delle informazioni. Poi sa chi ci crede e chi non ci crede, però sta di fatto che è un'analisi seria e scevra da condizionamenti. Io appunto dico sempre questo, che non bisogna mai credere a niente, ma bisogna osservare tutto. Tempo fa su Facebook, che di stupidaggini ne girano parecchie, però ogni tanto c'è anche qualche cosa di interessante. E ho trovato una frase attribuita niente di meno che a Aristotele, mo non so se l'ha detta Aristotele, però che dice che chi legge sa, ma chi osserva sa molto di più. Ecco, evidentemente l'astrologia potremmo dire che è il frutto dell'osservazione del cielo da parte dell'umanità, da parte degli studiosi, nel corso di tutta la storia dell'umanità, perché secondo me l'astrologia è nata nella preistoria, perché chiaramente da sempre l'uomo ha osservato gli astri perché pensava che ci fosse un influsso, ci fosse degli dei, un dio. E pochi sanno forse che le stesse città, la stessa Roma, questi comunque sono discorsi di una tale vastità che c'è da perderci la testa, ma le stesse città sono fondate sulla scia della Via Lattea. Gli antichi popoli seguivano la struttura delle costellazioni per costruire la parte centrale delle città. A Roma pare si chiama il decumano, no? E se noi andiamo a vedere ci sono dei rapporti, quindi che dire? Dire che osserviamo, analizziamo, non tiriamo le conclusioni magari, però notiamole le cose perché possono nascondere dei suggerimenti per capire tante cose. Evidentemente se hanno fatto questa tipologia di 12 segni, di 12 tipi, spiegando che abbiamo delle personalità di un certo tipo, spiegando che abbiamo dei punti deboli nel corpo, spiegando che abbiamo delle attitudini, l'hanno costruita bene o male sull'esperienza di un'osservazione di millenni, non l'hanno costruita in un giorno, anche perché l'astrologia, come non mi stanco mai di ripetere, nasce con l'uomo, nasce dalla notte dei tempi. Allora, passiamo a un'analisi così breve e sommaria di quello che dovrebbe essere l'oroscopo della prossima settimana. L'Ariete deve stare un po' sottotono perché c'è Marte, è appena uscito dalla bilancia, quindi finalmente la tensione è un po' scesa, è un po' più tranquillo. Però il Sole e Mercurio sono sempre in bilancia, quindi specialmente i nati nella terza decade possono sentire questo blocco, questa mancanza di chiarezza, questa mancanza di energia, perché l'effetto è quello e spesso per fortuna sono solo impressioni, sono solo sensazioni, non sono dei fatti reali. Insomma, per andare avanti con delle ipotesi più precise bisogna sempre guardare l'oroscopo personale. Il Toro ha sempre
la posizione di Giove e di Urano, quindi Giove porta sempre grandi, come dire, opportunità, grandi manifestazioni, e Gio è una manifestazione vivente del suo transito di Giove, perché gli sta passando e sta facendo un sacco di cose, praticamente non trovavo più né Gio né la camera, vabbè. Quindi appunto, e sta facendo un sacco di cose. Quindi, però adesso è passato Marte in opposizione, quindi potrebbero essere un po' nervosi. La settimana comincia che c'è anche la Luna nello Scorpione, quindi sarà bene che stiano attenti a non dare retta troppo alle loro, alle loro sensazioni, perché potrebbero non essere vere, potrebbero essere falsate. I Gemelli stanno in una fase abbastanza così di ripresa, perché i pianeti in bilancia gli hanno tirato sul morale, li hanno galvanizzati, quindi hanno ricominciato a darsi da fare, a essere invitati, a frequentare più persone. I favoriti sono quelli della terza decade, perché Mercurio e il Sole stanno transitando nella terza decade della bilancia, quindi fa questo aspetto positivo. I Cancri, questo segno così discusso di cui io faccio parte, si stanno riprendendo un pochino, perché hanno avuto un periodo un po' così. Però siccome Venere è entrata nella Vergine, per fortuna mia e loro, fa un aspetto molto positivo con il Sole. E quindi questa è una cosa buona che ci aiuta. Poi Marte sta nello Scorpione, quindi ci dà energia, ci sta ritirando un po' su. La settimana comincia anche con la Luna, quindi dovrebbe essere un buon inizio settimana. La terza decade può essere più nervosa, in quanto i pianeti nella bilancia fanno un quadrato. Vabbè, non se la prendano troppo. Il Leone, certo, gli è uscita Venere da un po' e quindi non stanno più così bene come hanno passato l'estate, dove la quasi totalità dei leoni che conosco si sono fidanzati, sposati o hanno fatto figli. Perché? Perché hanno avuto un passaggio di Venere che è durato per mesi. Però adesso diciamo che possono costruire, ecco, stiano attenti un po', non si fidassero troppo di tutti quelli che hanno intorno, perché il leone tende ad avere la corte, no? Tende a circondarsi di molti collaboratori, perché ama avere la corte, no? Ma è bene che invece punti un pochino solo sulle sue capacità. Le Vergini sono in ripresa dopo l'opposizione di Saturno, che si è momentaneamente allontanato ma ritorna, non abbassate la guardia. Adesso è entrata Venere, quindi vi fate una bella pausa di relax, migliora tutto, migliora la salute, migliora la vita sociale, migliora tutto, perché quando passa Venere tutto va meglio. Venere è il pianeta migliore per stare bene con se stessi e con gli altri, magari anche con gli affetti, si appianano anche le questioni. La bilancia, appunto, c'è ancora il Sole con Mercurio che transita nella terza decade, quindi loro sono i più agitati, sono i più protagonisti. Lo Scorpione sta risalendo grazie a questo arrivo di Marte e della Luna e al fatto che Venere è nella Vergine, quindi fa un aspetto positivo. Il Sagittario è insomma così perché non è un granché, diciamocela tutta, perché Venere è quadrata, quindi quando Venere è quadrata insomma non si è più così favoriti. Anche possono essere momenti di scoramento, così uno non si sente amato anche se non è vero. Spesso le sensazioni ci dominano, anche se appunto rimangono delle sensazioni, però purtroppo ci sono e dobbiamo tenerne conto. Magari appunto impariamo così a tenerle sotto controllo, a razionalizzarle. Il Capricorno è favoritissimo perché questi transiti positivi di Venere nella Vergine e di Giove nel Toro adesso tra un po' daranno degli effetti eclatanti, veramente dovrebbero avere delle bellissime sorprese. L'Acquario è un pochino nervoso perché i pianeti nello Scorpione non vanno bene, poi fanno opposizione con il Toro, quindi non vanno bene, quindi gli acquari frequentassero gli amici, uscissero, si divagassero, ma insomma non prendessero troppo sul serio le cose, perché se no rischiano che si arrabbiano. I pesci sono usciti da un periodo di depressione, perché Saturno purtroppo a volte può portare anche la depressione e l'invecchiamento. Però adesso Saturno è tornato indietro, tra un po' si rimette in moto. No, io ho scritto nell'oroscopo, quello pubblicato, che è bene che puntino su ciò che è sicuro, quindi gli amici veri, gli amori veri, quelli del passato. Ecco, non facciano
conto che possano esserci grosse possibilità. Poi naturalmente questo non mi stanco mai di dire che è tutto in generale, perché ripeto che queste sono considerazioni estremamente generiche. E adesso proprio volevo spiegare la complessità di una lettura di un oroscopo, proprio perché così le persone possono capire quanto un simbolo possa nascondere e possa dire. Perché dire che una persona è di un segno significa semplicemente dire che il Sole sta transitando in quel segno, ma ci sono 8 pianeti oltre al Sole, che è una stella, e poi c'è anche un satellite, che è la Luna, e hanno dei simboli, delle valenze molto precise, che adesso per gusto di conoscenza andremo a spiegare. L'oroscopo è questo, come tutti avrete visto da qualche parte, anche come il disegno che ho alle spalle, che non è altro che la proiezione del cielo al momento di una qualunque cosa. Anche questa trasmissione ha un oroscopo. Qualunque cosa ha un oroscopo. Quando il momento che noi incontriamo una persona ha un oroscopo, il momento che noi nasciamo ha un oroscopo. E i simboli sono estremamente vari. E questo si basa sull'osservazione dei pianeti, si basa sulla tradizione. Per esempio, io dico sempre, ripescate nelle vostre reminiscenze scolastiche lo studio della mitologia greca e latina, che era praticamente, si sovrappone perfettamente, cambia solo il nome, ma la simbologia è perfetta. Quindi, se Venere era la dea dell'amore, Marte era il dio della guerra, Diana era la dea della caccia e aveva la luna in testa e usciva di notte. Poi insomma ci sono 10.000 stratificazioni. Chiaramente io per motivi di spazio dovrò essere sintetico, però questo voglio provare a riuscire a dirlo. Il Sole siamo noi come simbolo, quindi una persona di un certo segno significa che il Sole sta transitando in quel segno. Però il Sole rappresenta anche nostro padre, rappresenta anche la nostra parte destra del corpo, rappresenta la nostra parte razionale, come noi ragioniamo. Rappresenta il cuore e rappresenta la base della nostra Costituzione. La Luna, che è un pianeta, cioè che è un satellite, che, voglio dire, in astrologia si dice un corpo celeste, così non si sbaglia. È un simbolo importantissimo, probabilmente perché forse è quello più inquietante, più mobile, che difatti è conosciuto in tutte. In Cina il calendario si basa sulla Luna e non sul Sole. Quindi chiaramente la Luna in tantissimi popoli, per non parlare poi dell'antichità e della mitologia, ha una simbologia ricchissima. La Luna in un oroscopo rappresenta l'opposto del Sole, la sua complementarietà. Se quindi il Sole rappresenta nostro padre, la Luna rappresenta nostra madre. Se il Sole rappresenta il principio maschile, la Luna rappresenta il principio femminile. Se il Sole rappresenta il giorno, la Luna rappresenta la notte. Quindi se il Sole rappresenta la razionalità, la mente logica, l'io attivo, la Luna rappresenta l'inconscio, la mente percettiva, l'io percettivo, quello che sente le cose. Poi la Luna rappresenta anche, essendo il simbolo della notte, rappresenta anche il sonno, che tipo di sonno abbiamo, rappresenta i sogni, che tipo anche di argomenti noi abbiamo nei sogni. Questa analisi, credetemi che è incredibile, la faceva anche, a parte Jung, anche Freud analizzava questa parte, perché c'erano tanti di quegli spunti per capire i suoi clienti che studiava, perché gli archetipi sono questi, la mitologia è questa e i messaggi sono questi. Come faccio io per intervenire, per interromperti? Una mazzata in gap. Che tu mi guardi. Vai Alex, perché tu mi guardi sott'occhio, so che. Mi devo fermare. No, abbiamo un minutino proprio per dirci due cose. Perché non i saluti. No, però poi dopo torni per giusto 10 minuti per continuare il tuo discorso. Okay. Però tu lo sai che a un certo punto dobbiamo dare la pubblicità. Sì. Siccome ti vedevo così assorto. Sì, mi stavo saltellando tra i pianeti. Ok. Saltellavi tra i pianeti, allora dico come faccio a interromperlo perché vedo che con la coda dell'occhio mi guardi e mi stai rimproverando. Posso? Vabbè, sì. Come stai? Stai bene? Sì, benone. Hai fatto tardi?
No, perché sei arrivato ho i all'ultimo capelli momento. dritti. No, perché temevamo. perché ieri c'è stata questa cosa, ho parlato di astrologia tanto per Tutto il cambiare, giorno. perché sì, non mi chiedono altro, manco come mi chiamo. Sì. Dello stilista proprio zero, non gli importa niente, e quindi ho parlato di astrologia a questa presentazione di profumi di un'amica. Ah, quindi ti sei stancato talmente tanto che No. oggi avevi pensato quasi di dare forfait. No. No, allora ti faccio riposare proprio il tempo della pubblicità. Ok. Un attimo e torneremo qui.